ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. I familiari di Ayman Sertil, ragazzo di 16 anni ritrovato semicarbonizzato ieri a Merì, in provincia di Messina, escludono la pista del suicidio e sostengono che il figlio sia stato ucciso e vittima di un omicidio. Sembrerebbe infatti che il giovane avesse un appuntamento con qualcuno che gli avrebbe potuto tendere una trappola. Sin dai primi momenti la pista più accreditata, secondo gli inquirenti, è stata quella del suicidio. Accanto al corpo semicarbonizzato di Ayman è stato trovato un contenitore contenente del liquido infiammabile. Da alcune testimonianze sarebbe venuto allo scoperto che il ragazzo avrebbe cambiato di recente anche scuola. Gesto eroico stamattina di un operatore del 118 che ha salvato un disabile a Palermo. All'interno della casa in cui si trovava l'uomo diversamente abile è scoppiato uno spaventoso incendio. L'operatore non si è fatto vincere dalla paura, ha sfidato le fiamme e lo ha portato via. L'incendio è divampato in una villetta in via Tommaso Natale. All'interno dell'abitazione erano presenti anche 2 anziani. Lavoratori forestali siciliani condannati ad essere precari per tutta la vita. È stata la denuncia della Huila Sicilia, che presenterà a breve un primo gruppo di 1446 ricorsi con cui i lavoratori chiedono la condanna della regione siciliana al pagamento di anzianità e risarcimento danni. L'azione collettiva è stata affidata dall'organizzazione sindacale all'avvocatessa Mariangela Acquisto e verrà presentata dinanzi ai giudici del lavoro. Secondo l'avvocato, il personale storico del settore forestale, tra cui anche stagionali con 36 anni di precarietà, sono impiegati per un numero limitato di giornate e rivendicano il riconoscimento dell'indennità professionale di anzianità che finora è stata loro negata. Associazioni ambientaliste e Legambiente sul piede di guerra contro l'amministrazione comunale di Caltanissetta, che intende abbattere più di 100 alberi per costruire una pista ciclabile. L'amministrazione ha affermato che sarà necessario abbattere gli alberi per creare spazio. Il progetto prevede anche la compensazione con la messa a dimora di circa 200 nuovi arbusti. Le associazioni ambientaliste criticano però questa decisione. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna nel pomeriggio alle ore 16 con nuovi aggiornamenti. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.